Si è svolto ieri sera il secondo appuntamento di Costa Bianca Estate 2017, giovedì in piazza. La serata musicale dal titolo Napoli e dintorni ha previsto un programma di classici napoletani che ormai sono entrati nella storia della canzone italiana, insieme al repertorio operistico hanno rappresentato l'Italia nel mondo. L'appuntamento è il prossimo giovedì in piazza Real Monte. Siamo partiti, dobbiamo dire, presto, quest'anno forse è la prima volta che si parte così presto, diciamo che siamo arrivati per primi in provincia con questa stagione che sta partendo, è partita il 6 luglio e siamo arrivati alla seconda serata. Abbiamo cercato di variare il più possibile e questa serata sarà dedicata ai classici napoletani. L'abbiamo voluto fortemente perché riteniamo che quelle dei classici napoletani rappresentino insieme ad altre cose, non so, al bel canto, insieme agli spaghetti, alla gastronomia, forse sono le cose che più ci rappresentano nel mondo. E ormai la canzone napoletana è diventato un classico perché ci sono delle vere e proprie opere d'arte che riguardano sia i testi ma anche le musiche. E quindi abbiamo voluto dare questo tributo a questo genere musicale, perché è un vero e proprio genere musicale della canzone napoletana. Lo faremo con 4 valenti musicisti e così andiamo a riscaldare quest'estate anche dal punto di vista musicale, perché dal punto di vista meteorologico già siamo abbastanza caldi. La stagione proseguirà con altri appuntamenti, ci sarà un momento pure con la musica gitana che sarà la prossima settimana e via via con altri appuntamenti che di volta in volta cercheremo di comunicare adeguatamente tramite la televisione, tramite la nostra pagina Facebook che si chiama Costa Bianca Estate, Costa Bianca 2017. E quindi invitiamo tutti a venire a trascorrere delle belle serate qua a Real Monte, dove ci sarà musica e spettacolo tutte le settimane il giovedì e poi con gli appuntamenti anche in teatro, anche quelli abbastanza interessanti. Il 21, 22 e 23 ci sarà questo Festival della musica jazz che già è qualcosa di importante, è arrivata alla seconda edizione. Tutti i giovedì siamo in piazza qua a Real Monte, da ora fino a settembre. Quest'anno abbiamo deciso di animare anche la piazza di Real Monte, oltre che ovviamente il Teatro Costa Bianca e le altre zone. Dicevo che tutti i giovedì saremo in piazza, poi le rassegne, diverse cose al teatro, commedie, teatro, soprattutto il Festival Jazz che ci sarà il 21, il 22 e il 23 di luglio con Mario Venuto e l'ultima serata, ma anche le altre 2 serate sono delle serate interessanti. Abbiamo iniziato già l'anno scorso con una bellissima serata sul jazz, una sola serata l'anno scorso, 3 quest'anno, speriamo di poter proseguire anche in futuro. Anche ad agosto ci saranno ovviamente delle manifestazioni che saranno a ridosso anche di Ferragosto, il 12 ci sarà una notte bianca al Lido Rossello, ci saranno delle manifestazioni anche a Punta Grande e altre al Teatro Costa Bianca.